Il 30 luglio, il fatidico sì, Elisa, assieme alla sua bellissima bimba, aveva coronato il sogno d'amore. Si era sposata con Gianluca Didonè, presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco. Un giorno emozionante, ci racconta il sindaco Stefano Marcon, che li ha uniti in matrimonio. Bello e emozionante, anzi è difficile parlarne perché col senno di poi il ricordo va a quel 30 di luglio dove ho visto una coppia di innamorati. La loro vita insieme, i tanti sogni che Elisa non aveva mai abbandonato nemmeno quando dopo il parto le era stato diagnosticato un tumore. Lei aveva sempre combattuto con il sorriso anche quando tutto sembrava difficile. Dopo un complesso intervento chirurgico e affrontato la chemioterapia, negli ultimi tempi si era sottoposta anche ad una cura sperimentale. Purtroppo la malattia si era aggravata e non le ha lasciato scampo, strappandola troppo presto all'amore della famiglia. 48 anni, responsabile commerciale di una società di Milano attiva nel commercio del rame, amava il lavoro, la famiglia e la sua bimba. Una donna forte e coraggiosa, ci dice con la voce incrinata dall'emozione il sindaco. È il momento per esprimere la vicinanza a Gianluca, a Isabella, a tutti i cari di Gianluca e di Elisa perché la comunità è scossa da questa tragedia. Il consiglio comunale tutto si stringe attorno al marito e alla bimba in questo difficile momento. Elisa vivrà in quegli occhi curiosi della sua piccola che ha potuto abbracciare per troppo poco tempo.